La prima volta a Venezia da quando è stata incaricata come direttore musicale del Teatro La Fenice, incarico che ha suscitato molte polemiche. Beatrice Venezi, il maestro Beatrice Venezi, è stata in visita al carcere femminile della Giudecca, dove ha incontrato le detenute. Per loro una lectio magistralis, un incontro organizzato grazie alla Biennale Musica, una lectio magistralis incentrata sul Nabucco di Giuseppe Verdi e sul significato del va pensiero, una partitura musicale corale. Come corale deve essere l'impegno affinché chi si trova ad affrontare il dolore, nel caso specifico delle detenute private della libertà, questo dolore in qualche modo non lo cancelli, ma venga trasformato, venga reso sopportabile dall'arte, nel caso specifico della musica. Ha fatto una sottolineatura proprio a questa dimensione corale, che la coralità, la comunità, l'umanità sono gli elementi che permettono a chi ha smarrito la strada in qualche modo di ritrovarla. Il maestro Venezi poi ha lasciato il carcere della Giudecca senza alcuna dichiarazione alla stampa, e invece il sindaco Luigi Brugnaro si è detto contentissimo della presenza della Venezi qui a Venezia. Per quanto riguarda questo strascico di polemiche che non accennano a sopirsi sul suo incarico, auspica che prima o poi ci possa essere una condivisione, che possa esserci una soluzione, che ci possa essere un dialogo, perché non ci sia il pensiero unico di qualche trascinatore che, ha detto il sindaco, poi magari lo si vedrà candidato nelle liste per le prossime comunali. E Brugnaro ha anche detto che non è escluso che il dibattito in merito a questo incarico non sia rimandato addirittura dopo le elezioni comunali, anche perché Beatrice Venezi, il maestro Beatrice Venezi, assumerà l'incarico di direttore musicale del Teatro La Fenice solo in autunno. Lei ha sottolineato anche una cosa: attenzione al pensiero unico. Che cosa intende? Dico che sono 300 dipendenti, è impossibile che tutti la pensano allo stesso modo. Io sono terrorizzato se fosse così, perché io credo invece che dentro ci sia qualcuno che traina, che ha anche credibilità, grandi musicisti, grandi persone, ma credo che però a tanti possa anche sorgere l'idea del dubbio. Proviamo, ascoltiamola, parliamoci, conosciamola, magari conosciamola personalmente intanto, perché sono state dette delle cose che secondo me non sono corrette. Tu non hai gli elementi per dire non è adeguata, non l'hai neanche mai provato, non l'hai neanche mai sentita. Poi allora si casca sul metodo. Quando rispondi dici: ma scusa, guarda che a me non risulta sta roba qua, cioè non mi torna, perché i concerti che ha fatto a Buenos Aires sono stati un grande successo, a parte i due ultimi oltretutto, ma ha una carriera, certo è all'inizio, è una ragazza giovane, perché non è forse anche questa una sfida di credere nei giovani, o dobbiamo credere soltanto in quello che arriva col curriculum, pacchi di curriculum, uno che arriva vecchio, che è già stanco, allora arrivi, non è meritocrazia sta roba qua. Poi dici: ma e se non è? Beh, se non è, allora ho sbagliato il mio giudizio, ci può stare, c'è il pubblico, non siete tutti quanti intelligenti da vedere, eccetera. Vorrà dire che verrà fischiata in futuro, ma vogliamo dargli l'opportunità o no?